Assolutamente, un modo per avvicinare l'utente con una visione verso il futuro, perché qui parliamo in particolare delle nascite, del sistema materno-infantile, io direi coniugando due cose importanti, la culla di una tradizione e però anche uno sguardo verso l'innovazione, perché il plurilinguismo oggi vuol dire aprirsi e quindi per un certo aspetto si mantiene una tradizione che è quella della lingua friulana e si tramanda, ma allo stesso tempo si lavora sul plurilinguismo perché proprio nei piccoli, nelle famiglie, inserire questa tradizione, aprirci a questa tradizione vuol dire anche avere uno sguardo verso il futuro e quindi credo sia importante. E poi vuol dire anche avvicinare le nostre strutture sanitarie alle persone, renderle anche più accessibili, più fruibili e dimostrare che c'è una sensibilità che va anche oltre la semplice cura delle persone, ma che fa parte proprio di un prendersi cura globale anche su questi aspetti qui. In questo caso un progetto che è già ben avviato e riguarda la lingua friulana, si può pensare di estenderlo anche allo sloveno. Beh, perché no? Quando parliamo di plurilinguismo sicuramente cioè l'apertura deve essere totale, proprio perché è uno sguardo verso il futuro e l'apertura è uno sguardo verso il futuro. E io credo che il progetto, peraltro, che ha già dato degli ottimi frutti nell'azienda Basso Friulano Isontina, adesso allargato all'azienda 3, è in continua implementazione, quindi non ci neghiamo nulla per quanto riguarda l'apertura ulteriore.